Sono riuscito a fare un accesso agli atti, ad avere la possibilità di visionare i documenti che i due massimi comitati scientifici del Ministero della Cultura hanno elaborato sull'Ovovia. Il risultato è incredibile, anche se è molto simile a quello che abbiamo detto negli ultimi 2 anni. Una bocciatura totale dell'Ovovia, soprattutto per quanto riguarda la sua compatibilità con Porto Vecchio. È detto che non ci possono essere piloni, non ci possono essere cabine, che anche le stazioni di arrivo e di partenza non sono compatibili con quel complesso architettonico e che c'è un grave problema di tipo ambientale. Non lo dice il centro-sinistra, non lo dicono i comitati, lo dicono i maggiori esperti nazionali che sono i consulenti diretti del ministro San Giuliano, che in qualche maniera è obbligato a tener conto di queste segnalazioni. Io dico al sindaco di Piazza che è venuta l'ora di raccontare la verità. Lui aveva già questi documenti dal mese di ottobre e li ha tenuti nascosti a noi e li ha tenuti nascosti ai cittadini. Oggi prendiamo atto che è chiusa definitivamente la vicenda dell'Ovovia così come è stata proposta. C'è una cosa interessante, il Ministero parla esplicitamente di un'alternativa, parla del tram come alternativa da realizzare in Porto Vecchio. Allora io credo che quello sia il modo per evitare di perdere i 64 milioni di euro, che se no sarebbero una grandissima responsabilità del sindaco di Piazza e della sua giunta.